Rassegna stampa. Non c'è pietà, non c'è pietà, non c'è pietà. Quando il regista ti dice dopo questo jingle partiamo, cioè capisci? Sono le 7:27, ma io vado a fare un giro. Ma assolutamente, ma facciamo una passeggiata. Facciamo una passeggiata peripaticamente, si può dire sì, lo si può dire, no? Siamo peripatetici, passeggiamo avanti e indietro, tiriamo le 7:30, partiamo alle 7:30 o alle 7:28 o alle 7:29. Oh, stavo guardando, ma sono dimagrito però, porco cane. È la sveglia alle 5 secondo me che fa dimagrire. Sì, vabbè, mi siedo, mamma mia. È presto, ci sono ancora i gatti che stanno miagolando, miau, 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 miau. Ho sentito proprio che vi piace questa sigla dei gattini e ve la miagolate tutta. E lo so, d'altronde siete un po' anche voi dei gattini affamati di notizie e state cercando quelle un po' diverse, quelle tendenziose sì, ma dall'altra parte rispetto a quanto tendono i quotidiani e tutti i giornaloni e le corazzate italiane dell'informazione. Tranquilli, avete scelto la radio giusta. Buongiorno e buon mattino da Sammy Varino, sono io, certo, ogni mattina dalle 7:30 alle 9:30 in onda con voi con la rassegna stampa o quello che ne rimane chiaramente di questa rassegna stampa che da quando l'ho presa in mano io si è un pochino stropicciata, diciamo così, è un qualcosa di diverso rispetto al solito prodotto, ma soprattutto rispetto alla vera rassegna stampa che faceva il nostro Giulio Cainarca, che sapete poi è passato più avanti intorno alle 10 a condurre un approfondimento bellissimo che si chiama Auto da Fè, molto gettonato soprattutto in podcast, mi dicono. Ricordate che gran parte delle nostre trasmissioni le ritrovate poi sul sito radiolibertà.net, quello che potete cliccare anche per leggere la nostra controinformazione, i commenti, le cose più pazzesche che girano in rete, che scriviamo noi con l'aiuto del nostro Beppe che lo coordina il sito. Dicevo, sul sito Radio Libertà, informazione, la possibilità di aiutare Radio Libertà sostenendoci con un contributo volontario, ma anche tutte le trasmissioni della giornata. Gran parte delle trasmissioni si possono scaricare, riascoltare quante volte volete, ma soprattutto certamente condividerle per parenti o amici. Provate a frequentare il podcast perché è interessante. Stessa cosa su Facebook e su YouTube comunque. Chi non si vuole addentrare sui siti va tranquillamente su Facebook, scrive Radio Libertà e lì ci sono tutte le trasmissioni, certamente anche in video, e anche quelle si possono condividere a parenti o amici. Importante perché a volte affrontiamo argomentazioni che, diciamolo, nessuno osa parlarne. Il buongiorno certamente, oltre a Simone che è lì che mi guarda per dire ricomincerà prima o poi a fare la rassegna stampa. No, ho aspettato le 7:31, anzi voglio essere in ritardo oggi, quindi parlo ancora un po'. Buongiorno naturalmente a chi ci segue già in coda, cari automobilisti, vi amo, e sì, io sono già arrivato, quindi la coda no, oggi c'era anche l'autostrada chiusa per andare verso Venezia, tanto cos'è successo? Spero niente di grave. Fatto sta che oggi, lo sapete, è il primo venerdì nero dell'anno, venerdì nero tutto l'anno, quindi c'è sciopero, è chiaro, è venerdì, c'è sciopero, è l'unica arma che ha questa sinistra per rompere le palle al governo, ma soprattutto alla gente per bene che ancora ha voglia di lavorare. Il buongiorno naturalmente a chi non si preoccupa di tutto ciò e a casa ci segue dal televisore, sul canale 252 del televisore, ma anche certamente per tutti coloro che hanno acceso un computer su radiolibertà.net o che hanno scaricato la app di Radio Libertà sul cellulare. Che facciamo? Sfogliamo? No, vabbè, ok, comincio, perché poi se no cominciate con i WhatsApp, anzi ricordo anche il numero
340 6709 659. C'è una comunità d'ascolto integerrima che accende Sammy Varin non accende Radio Libertà, accende Sammy Varin, mi sento acceso, e commenta notizia per notizia, ma davvero, cioè venite qua a vedere, c'è gente che proprio mi scrive 7-10 messaggi commentando tutte le notizie che io leggo, e questo è bellissimo perché vuol dire che ho acceso anche una discussione o che sparo cazzate veramente fenomenali. 340 6709 659, memorizzate questo numero sul vostro cellulare perché vi serve in qualunque momento del giorno o della notte quando c'è qualcosa che volete commentare. Da dove partiamo? Dall'ansia, certamente, agenzia ANSA che, guarda, mi stavano ascoltando, hanno messo proprio in apertura disagi anche per chi vola. Sciopero nei trasporti è il primo venerdì nero del 2025. Qualche disagio possibile anche nella scuola, lo stop indetto da CUB RFI. Notizia principale dell'ANSA, il Corriere apre invece con la conferenza stampa della Meloni, tra vita senza serie TV e formiche da non calpestare. Questa notizia delle formiche, sto giornalista che deve fare sempre le domande più strane, gli chiede alla Meloni se quando cammina calpesta le formiche, quindi io lo chiedo chiaramente a tutti voi: calpestate le formiche? Ma anch'io sono come la Meloni, ci faccio attenzione, e che a volte sono così piccole che non si vedono, e qui naturalmente tutto punta sul trascendentale. Quante formiche abbiamo calpestato nella nostra vita? Quante persone, quante vite sono morte senza che noi ce ne accorgessimo? Attenzione, sto andando veramente nel trascendentale e allora mi fermo, ma vado subito. No, c'è anche Repubblica, anche Repubblica si è svegliata, sciopero, stop ai treni e bus, quali sono gli orari e le fasce garantite, disagi negli aeroporti, la striscia appena pubblicata. No, vi dicevo, a proposito di trascendentale, vi porto un attimo sul giornalone, tra i titoli dei quotidiani meno importanti, si fa per dire, e c'è quello dell'Unità. Dicevamo, calpestiamo le formiche? No, grazie, non le calpestiamo, così come uccidere le mosche. Ma perché uccidere le mosche? Ci pensano già i miei gatti. Sul quotidiano l'Unità, cavolo, è pesante questa cosa, cioè l'Unità, oltre al solito titolo della conferenza stampa della Premier, Meloni no al Papa sull'amnistia, bugie sui migranti, silenzio dei giornalisti su Rami, e anche questo è un po' strano, come mai? Ma perché? Come mai? Ma perché? La brutta notizia a proposito di formiche calpestate, di vite che muoiono e tutta questa cosa, la mette l'Unità in prima pagina, e la fotografia è nato su un gommone al largo di Lanzarote, e la frase capitale: attenzione, gli astuti africani infiltrano neonati. Ditemi un po' voi, però giustamente la provocazione di Angela Nocioni, che scrive questo articolo pubblicando la foto del quotidiano inglese Daily Mirror scattata al largo dell'isola di Lanzarote in Spagna la mattina del 6 gennaio da una motovedetta della Guardia Costiera. Il bambino che vedete è nato a bordo del gommone sovraffollato, dove 63 persone, tra le quali altri 4 bambini, hanno tentato di fare spazio alla donna mentre partoriva. Ok? Gli astuti africani infiltrano neonati. Certo, sono tutte cose che potete tranquillamente commentarmi in questo momento al 340 6709 659, perché noi siamo così, vi facciamo commentare anche le provocazioni. Italia Oggi, a proposito dell'argomento del giorno, sfiorato soltanto dai quotidiani, perché in prima pagina c'è sempre soltanto la Meloni con la sua conferenza stampa, l'argomento pensioni, e scrive Italia Oggi: pensioni topica della CGIL, o se volete topica della CGIL, perché in dialetto milanese che avete il tupica. Il tupica vuol dire che sei inciampato, capito? E noi vorremmo tradurla così, non lo so gli amici di Italia Oggi come preferiscono. La CGIL ha topicato, nel senso che
Si è fatta lo sgambetto da sola, forse? La CGIL denuncia che l'INPS avrebbe alzato di 3 mesi l'età per andare in pensione dal 2027 e tutti ci cascano, lo scrive Italia Oggi, ma è solo una simulazione, scrive Italia Oggi, come si fa da 11 anni. Capito? No, perché adesso vedremo i giornali. Ma buongiorno, è arrivata Elsa Fornero! Non qua, che cazzo capite? Sulla Stampa. No, non li apriamo assolutamente. Ci sono articoloni di Elsa Fornero, stracciamento di vesti, ecco, guarda, si deve andare in pensione più tardi, colpa del governo. Falso allarme della CGIL sui requisiti per la pensione. È solo una probabilità, peraltro attesa, che a partire dal 2027 potrebbero essere necessari 3 mesi in più di lavoro per accedere alla pensione di vecchiaia. Chiaramente il discorso che facciamo tutti noi, tanto non l'avremo mai la pensione, aspetta e spera, ma la notizia è rimbalzata su tutti i siti in pochi minuti, come se l'INPS avesse cambiato le regole. La probabilità si basa sulle stime dell'andamento futuro della speranza di vita che da 11 anni aggiorna i requisiti per l'accesso alle pensioni. Quindi è una buona notizia. Siate felici, perché vuol dire che campiamo di più. La speranza di vita migliora e allora che bello è sperare di andare in pensione 3 mesi più tardi. Non è vero niente, è stata la CGIL che ha topicato. D'accordo? D'accordo. Vi sentite meglio? Si sentono meglio. Puoi proseguire, Sammy Varin. Andiamo su Avvenire, certo, perché un'altra frase bella come quasi calpestare le formiche è quella di Avvenire in prima pagina: salviamo il mondo. Il Papa chiama tutti alla diplomazia della speranza. Vedi? Speranza di vita, 3 mesi più tardi, salviamo il mondo, per scongiurare un conflitto esiziale. No all'aborto, le associazioni cattoliche lanciano la campagna per trasformare il debito. Salviamo il mondo, è un bellissimo titolo di Avvenire che ci dà speranza, anche se lavoreremo 3 mesi in più. Lasciamo solo questo di titolo perché è così bello che non vorrei rovinarvi poi con altri titoli che giustamente devono campare in prima pagina sul quotidiano cattolico. Andiamo sul Corriere, dove non si scherza, e quindi Musk e tasse, sfide di Meloni. La conferenza stampa di ieri della Premier c'è ovunque, ci sono paginone, paginate. Chiaro che se avete scelto Sammy Varin e Radio Libertà sapete bene che sì, ne parliamo, gnigniro, gnegno, ma non vi romperò le palle più di tanto su questo argomento, perché ci pensa già Radio Popolare, Radio 24, il Canale 5, la Rete 4, capito? Ok, d'accordo. Se invece volete sentire ste cose potete benissimo girare, vi do il permesso. La nostra è controinformazione. Se di una notizia ne parlano tutti i giornali, non c'è bisogno che ne parliamo anche noi. Musk e tasse, sfide di Meloni, lui non è un pericolo per la democrazia, Soros invece sì. Nel 2025 un segnale al ceto medio. La Premier ha parlato anche di grande emozione per la liberazione di Cecilia Sala, falsità su mia sorella e strategia, Salvini e il Viminale, no al rimpasto. C'è stato un brivido in tutti noi, anzi ce l'ho ancora qua. Ha detto che insomma meriterebbe di andare al Viminale se non c'era questo processo cazzolina, però adesso il Viminale è occupato e come facciamo? California, certo, le fiamme e il terrore, la grande fuga di Los Angeles, oltre 180.000 evacuati, tutti a rischio. In cella il nemico è il silenzio, riso e pianto vedendo il cielo. Il dopo Iran della Cecilia, il podcast della giornalista, ora felice e confusa. Che ne dite? Ci stiamo dentro, dai, andiamo direttamente, tuffiamoci subito sul quotidiano Il Corriere. Oggi lo famo strano, oggi tutti i giorni Sammy Varin ti inventi qualcosa, vergognati. Allora, tra le cose che mi sono piaciute, gli argomenti di Giorgia Meloni ieri nella conferenza stampa, ha tirato in ballo i fatti di Capodanno. Sono sul Corriere. Lodi al carabiniere che uccise l'uomo armato di coltello. Lui
sono grato. Luciano Masini ha fatto solo il suo dovere, è indagato, ma a quanto pare si tratta di un atto dovuto. Lo proporrò per un riconoscimento perché ha salvato la vita di altri cittadini, oltre che la sua. Ieri Giorgia Meloni si è soffermata sui fatti di Villa Verucchio, nel comune del Riminese. La sera del 31 dicembre il 23enne egiziano Mohamed Abdallah Abd Hamid Zitta, l'ho detto perfetto, ha accoltellato 4 passanti per poi essere ucciso con 5 colpi di pistola dal maresciallo dei carabinieri Luciano Masini, che aveva tentato di fermarlo. Meloni ha annunciato la richiesta che sarà avanzata all'Arma, sostenere le spese legali per la sua difesa. I 4 feriti erano stati accoltellati a pochi passi da una festa di paese. Lo scontro col maresciallo è stato ripreso nel video girato da un testimone e si vede il 23enne egiziano che avanza verso Masini. Lui spara dei colpi di avvertimento, Slitta continua ad avanzare con un coltello in mano, poi il video si interrompe mentre il militare spara al 23enne. Il carabiniere è indagato per eccesso colposo di legittima difesa, va rivista la norma, ha detto la Premier, ne parlerò con il ministro Piantedosi. Masini l'ha ringraziata tramite il suo legale, sono molto contento, ha detto quasi commosso, ascoltato con senso di gratitudine le parole della Premier Meloni, ringrazio le istituzioni per l'attenzione a me riservata. E nei racconti sul Corriere si è dimenticato dell'altro filmato che vede il signore in questione, Luciano Masini, che dice al signore che lo sta per accoltellare: fermati, vuoi proprio morire, fermati, gli parla, è questo che continua ad avanzare. Chissà perché ne ha conti, ma sai, capita a volte di dimenticarsi queste cose. Siamo sempre sul Corriere, ci restiamo ancora per una manciata di minuti perché come pensavamo, signori, lo pensavamo e ne eravamo certi, che cacchio. A pagina 13, terzo mandato, il governo fa ricorso, impugnata la legge Campana pro De Luca, ma c'è il dissenso della Lega, deciderà la Corte Costituzionale. Insomma, impugnata contro la legge Campana sul terzo mandato, il governo ricorrerà alla Corte Costituzionale, lo ha deciso ieri il Consiglio dei Ministri in un'ora di seduta nella quale non sono mancati momenti di confronto. Sullo sfondo la richiesta di modifica della legge chiesta dalla Lega, che vorrebbe consentire un mandato in più anche al governatore del Veneto Luca Zaia, anche per eliminare un temibile concorrente per Matteo Salvini. Roberto Calderoli, ministro degli affari regionali leghista, ha voluto lasciare lo scontro fuori da Chigi, constatando che al momento non c'è nessuna intesa nel governo, vista la contrarietà di Fratelli d'Italia e Forza Italia, si è rimesso la volontà del Consiglio dei Ministri anche sull'impugnazione. L'impugnazione, annunciata dallo stesso Presidente del Consiglio Meloni in conferenza stampa in mattinata, contrasta le speranze di Vincenzo De Luca di tornare a guidare la campagna per la terza volta. Quella legge, da lui stesso firmata, le aveva riaccese queste speranze, cancellando memoria dei suoi 2 mandati. Infatti, la legge impugnata altro non è che l'acquisizione della norma nazionale che enuncia i principi fondamentali in materia di legislazione elettorale in attuazione dell'articolo 122 della Costituzione. Secondo le disposizioni sull'autonomia delle regioni in materia elettorale, doveva essere già acquisita, ma la Campania aveva, insieme ad altre regioni, non l'aveva ancora fatto. E però dal momento dell'acquisizione, che secondo De Luca scatta il limite dei 2 mandati, e visto che è avvenuta nello scorso novembre, ritiene di avere diritto di ricandidarsi malgrado i 2 già effettivamente svolti. Al contrario, il governo pensa che la norma sia autoapplicativa e quindi non debba esserci alcuna ripartenza da zero. I 2 mandati quindi vanno considerati. Gli scenari: Angelo Agrippa e Marco Cremonesi ricordano lo scontro aperto a Napoli e in Veneto in subbuglio, i contraccolpi della scelta. I fedelissimi di Zaia pensano a un nome da opporre a Fratelli d'Italia: lo strappo. Da nord a sud, dalla Campania al Veneto fino a Friuli Venezia Giulia, il terzo mandato negato ai governatori fa ribollire i territori, con potenziale dirompente sul centrodestra di governo. La partita a specchio di Luca Zaia e Vincenzo De Luca, con casacche diverse, ha per obiettivo la stessa rete, quella del governo. Al presidente campano tocca il ruolo più scomodo: mostrarsi allo scoperto e organizzare la controffensiva. Lo farà in mattinata, quando illustrerà le controdeduzioni inviate al governo a sostegno
della piena legittimità della legge che gli consentirebbe la terza corsa. Trattasi delle stesse leggi regionali in virtù delle quali il presidente del Veneto sta svolgendo il suo terzo mandato, il presidente del Piemonte potrà essere candidato per il terzo mandato, il presidente uscente delle Marche ha potuto candidarsi per la terza volta nel 2015. Se De Luca ribadirà che lui in campo c'è già e attende la pronuncia della consulta, un responso che, se favorevole, sarebbe studiato anche a Venezia. Gli uffici di De Luca continuano a smentire che potrebbe dimettersi per avviare la campagna elettorale, ma è un'ipotesi diventata plausibile. Nel concreto, due opzioni: quella più verosimile è la formalizzazione della spaccatura nel centro-sinistra, che si presenterebbe con due candidati, De Luca e quello ufficiale, forse Roberto Fico dei 5 Stelle. Se poi si arrivasse a una trattativa, allora De Luca potrebbe proporre la candidatura del suo vice, che si chiama Fulvio Bonavitacola. Alter ego al punto che c'è chi parla del Medvedev del Cremlino deluchiano. In Veneto la temperatura è incandescente. La Lega sta pensando sul serio di correre da sola contro il resto del centrodestra con un candidato zaiano. Tu sei un po' zaiano? Io tantissimo. Lo ha ribadito anche ieri l'assessore regionale Roberto Marcato: il candidato spetta alla Lega. O c'è questa volontà comune di tutti i partiti del centrodestra, o alle elezioni regionali corriamo da soli. Non è mica una voce che nasce da una ridotta venetista, il vice segretario federale della Lega Alberto Stefani lo dice in modo garbato ma chiaro: terzo mandato o no, Luca Zaia sarà certamente il protagonista anche nei prossimi anni in Veneto, e la Lega lo sarà con lui. Mentre un salviniano di ferro come Igor Iezzi lo dice a brutto muso: in Veneto Fratelli d'Italia non ha una classe dirigente adeguata. Lo devo ripetere? In Veneto Fratelli d'Italia non ha una classe dirigente adeguata. Lo dico ancora? Vabbè, sto fermo, mi fermo a questo punto. Il Corriere a pagina 13 ne parla approfonditamente. Certamente avete visto, la situazione non finisce qui. Il Fatto Quotidiano vi mancava, lo so, in centropagina ipotesi del Ross, Sala fu tradita da insospettabili, i PM valutano il reato di tortura per gli iraniani. Poi la frase sentivo le urla, la cronista racconta di aver udito gridare altri detenuti in Iran, era seguita da uomini del regime, al vaglio fonti e spostamenti. Ma sul Fatto Quotidiano anche l'Ucraina, Zelensky anticipa la visita in Italia, Joe la annulla, Rutte prolungare la guerra, Kiev usa Roma anti-Trump, il leader ucraino si affida alla premier che rassicura Donald non vi mollerà, Giorgia gioca con i numeri sull'avanzata russa ma considera solo la situazione dal dicembre 22. Questo ed altro sul Fatto Quotidiano, che lasciamo per tuffarci sul quotidiano Il Giornale. In primissimo, super primissimo piano, la conferenza stampa della Meloni. Ricandidarmi non è detto, i paletti di Meloni per l'anno nuovo, la premier Musk mai parlato di Starlink, emozionata da Sala sulle tasse, ora segnali al ceto medio. Poi naturalmente il podcast, non avete ancora sentito il podcast di Cecilia Sala? Ho riso 2 volte, le prigioni di Cecilia, i datteri e gli interrogatori, la giornalista racconta i 21 giorni in cella in Iran, ma anche Renzi che compie 50 anni, lui non è stato in galera, qualcuno ce lo vorrebbe, adesso dovrebbe smetterla di fare queste conferenze, però lui dice che si possono fare, noi li vogliamo bene, li facciamo auguri, ma addirittura il Giornale lo intervista. E c'è sempre un motivo, secondo me, perché Renzi, insomma, molto spesso ha dato una mano al centrodestra, e in futuro, chissà. Renzi, il leader, si scherza naturalmente, si scherza, chi ha detto che si scherza? Il leader che ha tentato di cambiare la sinistra, titola oggi il quotidiano Il Giornale, dipingendo i 50 anni di Matteo Renzi. Giriamo velocemente all'interno perché ci sono le faccine, a me piacciono troppo, quando pubblicano
divulgano le faccine. Guarda che bello, se siete in TV, canale 252 o sui social o sul sito radiolibertà.net, guardate le faccine della Meloni, stupenda ragazzi, io la amo quando fa queste faccine. La conferenza stampa della Premier, ricandidarmi ci penserò, non mi attacco alla poltrona, Musk non è un pericolo, le ingerenze le fa Soros. Poi il duello proprio con Renzi, botta e risposta con Renzi sui soldi arabi, buonsenso, no, norma ad personam. Gli attacchi alla famiglia della Meloni, non ho mai parlato di un complotto, ma troppo fango su mia sorella Arianna. Ancora faccine, Meloni blinda il governo, avanti così, no a rimpasti e guarda al 20 ottobre. Nemmeno io ho le idee chiare sui satelliti di Elon, ma se non esistono valide alternative pubbliche, la scelta è avere o no protezione. Poi sull'immigrazione, i centri in Albania sono pronti a essere operativi e mi sembra che la Cassazione dia ragione al governo. Sulle carceri, le condizioni di vita dei detenuti non si migliorano svuotando le celle, ma adeguandole alle necessità. Su Berlusconi, una loro discesa in campo, ho un ottimo rapporto sia con Marina sia con Pier Silvio, sarei pronta a parlarne. Ah, però, e poi certamente l'aspettavate anche voi a pagina 4. Eccola qua, la carezza di Meloni all'amico Zelensky. Oh, gli ha fatto una carezza, ma una carezza astratta, cosa capite? La pace più giusta? Quella che vuole lui. Incontro a Palazzo Chigi, la Premier sicura non vedo segni del disimpegno USA. E qui naturalmente vi faccio sempre commentare, chi mi segue in diretta CQ, perché andiamo anche in replica la sera, dalle 20 alle 21, 340 6709 659. Mi raccomando, assolutamente voglio tanti commenti, mi piacciono, e soprattutto quelli cazzuti. Il resto del Carlino, Meloni, Musk non è un pericolo, ma in centropagina lo vedete, la terribile foto del clima infernale ad Altadena, una contea di Los Angeles. Sul quotidiano QN, il resto del Carlino, naturalmente il rapporto dalle città, Bologna, Lepore, De Pascale, visita a sorpresa sul Ravone e gli alluvionati che dicono vogliamo i fatti. Naturalmente poi è colpa del governo, naturalmente. A Bologna è scontro sulla linea blu, il tram è in anticipo, partono i cantieri in via Indipendenza. Siamo in pieno centro a Bologna, ti immagini il casino. Sempre sul quotidiano nazionale, e vi ricordo questo pasticcio, così lo chiama, pagina 10 QN con Claudia Marin, il pasticcio delle pensioni, il virgolettato, al lavoro 3 mesi in più, CGIL denuncia, l'INPS nega. Criteri più rigidi dal 2027 per l'assegno di anzianità. Non basteranno 67 anni. La Lega insorge, l'istituto smentisce, ma resta il giallo della fuga di notizie. Capire se è una fuga di notizie oppure no, perché da quello che scrivono altri quotidiani pare che ci sia la topiccata, l'inciampo di qualcuno della CGIL che ha voluto dire una cosa che forse non è vera. La sorpresa arriva da una denuncia della CGIL e determina subito allarme e preoccupazioni tra i lavoratori e nelle aziende. Dal 2027 serviranno 66 anni e 3 mesi di età per la pensione di vecchiaia e 43 anni e 1 mese di contributi per la pensione anticipata, indipendentemente dall'età. Dal 2029 il requisito contributivo dovrebbe aumentare ulteriormente a 43 anni e 3 mesi. L'INPS, denunciano dal Sindacato di Corso d'Italia, ha cambiato gli applicativi inserendo i nuovi requisiti pensionistici senza alcuna comunicazione ufficiale da parte dei ministeri competenti e in totale assenza di trasparenza istituzionale. Dall'INPS fino a sera nessuna spiegazione, fino a una nota nella quale si smentisce l'applicazione di nuovi requisiti pensionistici e si garantisce che le certificazioni saranno redatte in base alle tabelle attualmente pubblicate, una formula che però non dà una spiegazione sui dati segnalati dal sindacato. Chiaramente, signori, la Lega l'ha detto subito, non se ne parla, e qualcuno
ha detto qualcosa che non doveva dire, molestata a Capodanno, eccola qua, IPM, violenza collettiva non è un caso isolato, siamo sempre sul quotidiano nazionale. Dopo la denuncia della ventenne accerchiata con 5 amici in Piazza Duomo, signori, finalmente si ricomincia a dire la frase che io vi dico da una settimana, qual è? Il Taarrush Gamea. Oh, oh, oh! Complimenti agli amici del quotidiano nazionale che ascoltano Semmivarina e Radio Libertà. Ciao, ciao, ciao. Il Taarrush Gamea, come 3 anni fa, aggressioni islamiche contro le donne. E naturalmente questa è una notizia che campeggia anche su altri giornali e i quotidiani insomma si svegliano dopo un po', fanno finta di niente, nicchiano. Si è svegliato persino Sala, tra poco ve lo dico, assolutamente sì, e insomma io dice una buona notizia, non saprei dirtelo se è una buona notizia perché ha detto tutto tranne quello che ci aspettavamo dicesse. Il Tempo saluta Massoros, bellissimo questo titolo, il giorno di Giorgia, da Sala a Starlink fino all'Ucraina, chi prende soldi dal finanziere non venga a parlare di Musk e ora meno tasse al ceto medio, poi il vertice con Zelensky. Naturalmente Sala day after, Cecilia ringrazia, amo ancora l'Iran, da Slein a Prodi la caduta dei totem della gauche, ma c'è anche il Tempo di Osho, la Lega lancia blocca ladri contro i furti d'appartamento e la Salis che guarda con aria terrorizzata. Non ho capito, pene più severe per chi ruba nelle case o per chi ruba le case? Carina. Nel piazzale della stazione, siamo a Roma, pasti, coperte, vestiti. Signore e signori, arriva la mensa per gli immigrati e alla stazione Tiburtina scoppia la protesta. Sono sempre loro, quelli di Baobab, i simpaticoni che aiutano soltanto gli immigrati, chiaramente, e in una zona dove c'è già un casino della miseria sotto quel punto di vista, la popolazione è veramente arrabbiata. Ci dobbiamo fermare? Sì, ma ho ancora un minuto. E allora lo sfrutto perché anche sul quotidiano Il Tempo si parla della partita delle regionali a pagina 6. Lo scontro, il governo ferma De Luca, impugnato il terzo mandato. La decisione della Premier, che piace anche a Slein, per bloccare il governatore della Campania. Il ministro Calderoli si rimette la decisione del CDM, ma sottolinea la contrarietà sua e della Lega. Intesa da trovare. Meloni ricorda che in Veneto bisogna tenere in considerazione Fratelli d'Italia. Il governatore della Lombardia, sbagliato mettere limiti. Lo stop ai mandati apre la sfida nel centrodestra. La rivolta dei leghisti da Zaia, Pedriga e Fontana. Attenzione perché Forza Italia ha avanzato un proprio nome come candidato per la regione Veneto. Indovinate chi è? Non ve lo dico. Scrivetemi un WhatsApp al 340 6709 659. C'è la pausa, ma dura pochissimo. È una chicca musicale con la grandissima pianista. Eh sì, la trasmettiamo spesso perché ci piace la sua musica. Fiamma Velo.
Ciao a tutti voi ascoltatori di Radio Libertà, grazie innanzitutto per aver ascoltato in questi giorni le mie musiche dall'EP La Befana. Ormai le feste sono finite, però la magia del Natale possiamo ancora portarla avanti, ascoltando queste musiche e ammirando le ultime luci natalizie. I dolci della Befana è la riproposizione del tema principale della Befana, ma questa volta per soli strumenti giocattolo, come il toy piano, la melodica, la kalimba e lo xilofono. Dunque vi auguro un buon ascolto e che i dolci della Befana possano durarvi tutto l'anno. Ciao ciao! Ciao, grazie. Persino mentre fa jogging ci ha salutato la pianista Fiamma Velo e questa sua ultima produzione, I dolci della Befana, per prolungare la magia del Natale anche dopo Natale. Fatevi un giro sugli store digitali, ma semplicemente su YouTube, scrivendo Fiamma Velo, e vedete che c'è una bella produzione magica, decisamente magica. 3 minuti dopo le 8 del mattino, ancora il buongiorno da Sammy Varin. Un piacere di trovarvi, ascoltatori nuovi, vecchi anche dal punto di vista dell'età. Lo siamo anche noi, storici ascoltatori, leghisti, celoduristi. Grazie anche per chi sceglie, come ogni anno, di aiutare Radio Libertà con un piccolo versamento. Ci sono quelli che davvero ogni anno decidono di aiutarci attraverso conto corrente postale 37671294. Ci dite il vostro grazie per esistere, e un po' di fatica la facciamo ogni volta per esistere, ma grazie a voi siamo in onda. Conto corrente postale 37671294, il vostro versamento anche di soli 5 euro per dire Sammy Varin, sono sveglio e ti ascolto, ma anche attraverso il sito radiolibertà.net. Grazie a chi ci vuole bene o semplicemente a chi ci vuole. Parlavamo proprio di voi leghisti celoduristi, signori. Cosa succede con la questione terzo mandato? Anche perché adesso il terzo mandato non si può fare, si parla che la Lega possa correre da sola, ma Forza Italia ha avanzato un proprio nome. E sai chi è questo nome? Sai qual è questo nome? Sai chi cavolo tira fuori questi simpaticoni di Forza Italia? Flavio Tosi, eurodeputato, già sindaco di Verona, con le insegne della Lega bossiana, che poi ha tradito, ve lo ricordo, ok? Questi tradimenti che ce l'abbiamo ancora qua, questa situazione, ma soprattutto il fatto che adesso sia in pole position per diventare il candidato di Forza Italia, perché la frasettina proprio da lui detta qualche settimana fa su un altro quotidiano è che tanto comunque il centrodestra vince qualunque candidato abbia in Veneto. Sì, diciamo che è un tipo umile, no? Quindi dice, vabbè, non valgo niente, ma tanto mi votano lo stesso. Attenzione che con questo giochettino ne abbiamo perse tante di elezioni. La caratura del candidato importantissima. Che ne pensate di Flavio Tosi? 340-6709-659. Di fronte a un'ipotesi del cambio di partito che esprimerà il candidato, perché si parla anche di questo, l'assessore Roberto Marcato, fedelissimo di Zaia, ad Affari Italiani l'ha messa giù chiara. Il candidato alla guida della presidenza della regione Veneto spetta alla Lega. O c'è questa volontà comune di tutti i partiti del centrodestra, o alle elezioni regionali corriamo da soli. Un risico di complessa soluzione che va messo in combinato con le altre regioni dove si vota insieme al Veneto nel 2025, o dove si dovrebbe votare. Ma non solo. Se, stanti alla regola finora osservata in coalizione, nelle Marche dovrebbe essere confermato l'uscente al primo mandato Acquaroli, esponente di Fratelli d'Italia, e la Toscana è difficilmente contendibile, le partite più appetibili sono in Campania e Puglia. Sulla prima, Forza Italia opziona da tempo Fulvio Martuscello, forte delle 100.000 preferenze alle europee, mentre per la Puglia potrebbe avere un approdo naturale sì, un candidato di Fratelli d'Italia. A quel punto, allora,
Il Veneto potrebbe essere collocato in una logica diversa, spostando le combinazioni sulle altre due regioni del nord, la Lombardia di Attilio Fontana e il Friuli di Massimiliano Fedriga, entrambi al secondo mandato. Staremo a vedere certamente, e voi mi raccomando a sentire e a commentare, perché serviamo anche a questo. Dite la vostra al 340 6709 659. E io intanto, visto che sono sul quotidiano Il Tempo, mi rituffo all'interno perché a pagina 8 c'è questa notizia: politica e sicurezza, Salvini lancia il blocca ladri. Così chi ruba nelle case avrà la certezza della galera. Oh là là! La Lega deposita un DDL, un disegno di legge per cancellare attenuanti e sconti. Il sottosegretario Ostellari dice pene certe, abitazioni sacre. Cristian Campigli, una piaga che terrorizza gli italiani, che porta con sé non solo l'appropriazione indebita di oggetti, che è la cosa più terribile, comprati col sacrificio del duro lavoro, ma viola la propria intimità, quella del nucleo familiare costruita intorno a quell'immobile, e spesso innesca dinamiche di violenza inaudite. La Lega ha deciso di accelerare sulla norma blocca ladri un inasprimento delle pene per garantire la galera senza sconti ai malviventi che rubano nelle case degli italiani. Oggi, per una serie di attenuanti o sconti, i criminali possono evitare il carcere, e questa condizione attira in Italia anche i malviventi dall'estero, che possono contare su norme più tolleranti, si legge in una nota diffusa dal Carroccio. La Lega ha già depositato un DDL ed è pronta anche a inserirlo in un primo provvedimento ad hoc. E Salvini scrive sui social: tolleranza zero per ladri e delinquenti. Che ne pensate, gente? Con il blocca ladri chi ruba nelle case avrà la certezza della galera, senza sconti o scappatoie. Basta l'impunità e clemenza per i malviventi. Andremo avanti fino in fondo per portare a casa una norma di buonsenso e giustizia a protezione delle famiglie degli italiani. Qui mi fermo, ma l'articolo prosegue, interessantissimo, ne parla praticamente quasi solo il quotidiano Il Tempo. E più in sotto, CGIL diventa campione di fake news. La salutiamo, la CGIL e i sindacati che oggi ci regalano il primo venerdì nero dell'anno. Sciopero di qua, sciopero di là. In pensione più tardi, ha detto la CGIL. Ma non è vero. La nota del sindacato che usa la palla di vetro dal 2027 fuori dal lavoro 3 mesi dopo, l'INPS smentisce. E come vi dicevo prima, è la questione dell'aspettativa di vita, ed è una buona notizia, vuol dire che vivremo tutti di più. Aspettiamo adesso che la CGIL rilanci. Cos'altro si inventerà per attaccare il governo? Più di così, ragazzi. Scioperi ogni giorno. Siamo ancora sul quotidiano Il Tempo. Scandalo in Gran Bretagna. Stupratori pakistani di bimbe. C'è voluta una politica indiana per scoperchiare l'ipocrisia. Guarda che questo è grave. Tanti non hanno parlato per la paura di essere tacciati di razzismo. Solo la Braverman ha risvegliato un Occidente che si è sottomesso. Triste realtà. Gli immigrati hanno sostituito il proletariato nella categoria degli eroi del vittimismo. Parlare di invasione non è consentito. Attenzione, siamo in Gran Bretagna, ma come ben sapete, Gran Bretagna, Francia sono lo specchio di quello che poi avviene negli anni successivi da noi. Attenzione! Ultima segnalazione del quotidiano Il Tempo: aperto un punto di distribuzione pasti, coperte e vestiti nel piazzale della stazione a Roma. Costerà 70.000 euro l'anno, nuova mensa per migranti a Tiburtina. Residenti furiosi, una zona già critica. Un saluto a chi ci segue dalla zona della stazione. Andiamo in Repubblica, certo, il quotidiano Repubblica, dentro l'inferno di Los Angeles, ma poi la conferenza stampa: Musk non è un pericolo, e il governo che impugna la legge De Luca, no al terzo mandato, l'ira della Lega.
Il caso, pensioni beffa 3 mesi in più di contributi tra 2 anni, starnazza il quotidiano Repubblica, ma io vi tuffo subito all'interno e guarda cosa vado a tirar fuori, signori. Non ce l'aspettavamo mica, pagina 22, sì, devi passeggiare un po'. Che cosa dice Repubblica? Parla dell'inchiesta. Capodanno a Milano, l'ipotesi del rituale di molestie collettive. Signori, io saluto e ringrazio, deve essere una mia seguace, Ilaria Carra, che scrive questo articolo. Come a Colonia nel 2015 si tratterebbe della Taarrush Gamea. Agenti italiani a Liegi per sentire la ragazza. Signori, quello che diciamo noi è arrivato anche ai giornaloni. Cucù, sveglia! L'ipotesi è quella di una molestia collettiva, se casuale o pianificata. La molestia casuale. Oh, passavano di lì per caso e gli hanno messo le mani nei pantaloni. Resta ancora tutto da capire. Si indaga sulle presunte violenze sessuali di Capodanno in Piazza Duomo a Milano durante i festeggiamenti. Al momento le vittime che si sono fatti avanti sono 2. Nei prossimi giorni si cercherà di accertare se anche altre donne abbiano subito abusi sessuali quella notte. Ma guarda il Semmivarin che viene ripreso dai quotidiani. E che cosa diciamo noi da giorni e da qualche settimana? Che non sono state soltanto quelli 2, ma che il figlio del barcone, quando ti mette la mano nel pantalone, ti guarda negli occhi e ti viene una fifa blu e tu quello non lo denuncerai mai. Il quotidiano La Stampa, certo, me le vado a cercare, lo so, d'altronde sentivo le urla dei detenuti in cella. 20 giorni di terrore è potente come apertura, i nuovi dettagli sulla trattativa, il ponte di Palazzo Chigi tra Iran e Mar-a-Lago, il racconto della sala ai Ross, interrogatori continui per resistere, contavo le dita. In centropagina, c'era una volta in America, scrive Alan Friedman, Bush, Clinton, Obama, Biden e Trump insieme ai funerali di Carter. Come sono cambiati gli Stati Uniti. Ma attenzione, di spalla il welfare, sorpresa pensioni, 3 mesi in più al lavoro dall'inizio del 2027 e scontro CGIL-INPS. E subito sotto chi arriva? Eccola qua, buongiorno Elsa Fornero, un trucco per aumentare l'età senza comunicarlo. Ribadisco e disco riba, non è vero niente, però se proprio volete comprate il quotidiano La Stampa e leggetevi l'intervista con Elsa Fornero. Perché dura anche fare questa rassegna stampa. No, ogni giorno dimagrisco di qualche etto, di qualche etto. Siamo sempre sul quotidiano La Stampa, certamente, perché a pagina 16 c'è un paginone intitolato Ho visto Rami morire, costretto dai carabinieri a cancellare quel video. Milano, il verbale del testimone dell'incidente, intimidito dai militari, avevo paura. I dubbi dei vigili sull'impatto, loro dicono, è stato successivo alla caduta dello scooter. Il racconto di Omar, mi hanno detto dacci il documento, altrimenti ti becchi una denuncia. Intanto antagonisti in corteo, tensione a Milano, a Torino, bombe carta contro il commissariato. Ancora quotidiani, questa volta il richiestissimo quotidiano La Verità, che proprio in taglio alto mette le forze dell'ordine sotto assedio. Cosa ne pensate di questa situazione? Screditando le forze dell'ordine, in questo caso i carabinieri, si scredita anche lo Stato, si scredita un po' tutti noi che crediamo nelle forze dell'ordine, che ci fermiamo quando tirano fuori la paletta. Sì, ti viene un colpo al cuore, certo, ma ci fermiamo, non cerchiamo di sfuggire, anche perché, insomma, le leggi sono lì per essere rispettate, belle o brutte si rispettano. E questi che hanno rincorso la moto, e che ne sapevano che erano dei ladruncoli, potevano essere dei terroristi, poteva esserci chiunque su quella moto. Che cosa avreste fatto voi? E sicuramente all'ascolto c'è anche qualche poliziotto, qualche carabiniere. 340 6709 659. Ma soprattutto, che cosa farete da domani?
Forze dell'ordine sotto assedio, scrive La Verità. Da Pisa a Milano, agenti indagati per avere fatto il loro dovere. Vogliono che smettano? Ma certo, qualcuno sibila si poteva semplicemente prendere il numero di targa, è vero? Intanto da Palazzo Chigi, medaglia al maresciallo, eccesso di difesa da rivedere. Titolo principale sulla Verità: Soros è più pericoloso di Musk, oltre 2 ore di conferenza stampa di Giorgia Meloni, ma subito sotto c'è Prodi. Dopo averci svenduti a cinesi e francesi, Prodi teme per la sovranità. Tutti a ridere, mi raccomando, scrivete i vostri WhatsApp ridanciani al 340 6709 659. La Cina è vicina, ma vi ricordate questa cosa, quando l'hanno voluta far entrare nel WTO dandogli soldi perché era un paese emergente, fino a pochi anni fa gli abbiamo dati i soldi alla Cina, e l'Italia e la Lega che pregava dicendo ma no, ma non facciamo una cosa del genere. La sinistra inglese stoppa l'inchiesta sui pakistani che violentano le bimbe, affossata la commissione di indagine per non indispettire una comunità portavoti. Ed è interessante anche sta cosa, li trattiamo bene questi immigrati, perché? Perché tra qualche anno, anche prima, magari qualcuno vorrebbe, voteranno. E per chi voteranno? All'interno sul quotidiano La Verità, Sala vuole il salva Milano a scatola chiusa. Il primo cittadino annuncia conseguenze se il testo che dovrebbe sanare gli abusi edilizi nel capoluogo lombardo verrà votato dal Senato con delle modifiche. Deve passare così com'è. Per gli osservatori la sua potrebbe essere una minaccia di dimissioni. Ullala! Anche a pagina 10 del quotidiano, scusate, a pagina 19 del quotidiano La Verità, radical shock, il Labur insabbia ancora gli stupri pakistani. Sai, visto che anche qua in Italia Sala non ha detto una parola, il sindaco di Milano Sala non ha detto una parola su questi presunti stupri di Capodanno, su questo Taarrush e Gamea, ormai sono giorni e giorni, non ci aspettiamo più neanche che parli a questo punto, ha parlato sì, ma non di questo. Sto fatto che si insabbiano queste notizie, perché alla fine questa è gente poi che vota, e per chi vota lo sapete benissimo, fa pensare. Il partito del premier Stammer sputa sulle testimonianze delle vittime e affossa per la seconda volta la commissione d'inchiesta sugli adescamenti in corso dal 2010. L'esecutivo ha infatti il terrore di indispettire una delle comunità che gli può garantire voti. Mi state facendo impazzire il computer. WhatsApp al 340 6709 659. Sì, ne devo leggere, li leggo, promesso. Vote mesa, 8:30 li leggo, mi sto portando un po' avanti perché da oggi ricomincia anche il qui Parlamento e prima delle 9 parleremo di una cosa molto importante con il deputato Rossano Sasso, perché nel question time dell'altro giorno si è parlato di una delle battaglie storiche della Lega. Posso dirlo? L'ho lanciata io quando facevo tantissimi anni fa il pomeriggio gender su Radio Padania Libera. Fui io, mi piace tirarmela, che consegnai a un certo Massimiliano Romeo un volantino in cui si propagandava il gender nelle scuole. Si diceva che, ma certo, un uomo non è mica un uomo perché ha il pistolino, una donna non è mica una donna perché ha la farfallina, Già queste cose si raccontavano 15 anni fa. Lui mi guardò come se fossi un marziano e mi disse: questo lo porto a Roma. Da quel giorno, signori, iniziarono le battaglie della Lega contro il gender, che non esiste, come ben sapete, qualcuno lo dice ancora adesso, e la situazione è peggiorata anno dopo anno, certo, perché ci hanno guardato come fossimo dei marziani.
non i politici soltanto, ma anche la gente comune, dicendo: ma cosa dici? Ma è impossibile che pensino una cosa del genere. La pensano e la fanno, signori. Ma tant'è, ne parliamo alle 8:55 oggi. Avremo il deputato della Lega Rossano Sasso che ci porta buone notizie. Intanto, certo, sul quotidiano Libero non è che siano proprio buonissime le notizie, però c'è quella, il faccino della Meloni, che è sempre un faccino. Qualcuno la vede come cattiva, lo sapete. Crozza è ancora in ferie, Crozza, ma quando cazzo torna dalle vacanze? Crozza la dipinge come una strega brutta? Assolutamente no. Il Libero scrive in prima pagina: panico a sinistra, Meloni 2032, mentre i giornalisti sono ossessionati da Musk, il premier spiega il piano per chiudere la legislatura e tornare a vincere le elezioni. E il faccino della Meloni. Mario Secchi, il suo editoriale, prende per il culo Augias, la profezia di tutti gli Augias a reti unificate. Ce ne hanno dette peste e corna sul governo, e la Cecilia Sala non la libereranno mai, e gnignero. La linea politica e i rapporti con Elon: tasse giù al ceto medio, riforme più sicurezza, accordo con Starlink, mai parlato di questo. Sala libera, Rihanna nel mirino, con Cecilia è stata un'emozione enorme. Le falsità su mia sorella sono una strategia. Il quotidiano Libero prosegue naturalmente, è l'ironia con il duce sventolato, il duce Marinelli, che dice: a scuola non si bocci, oggi una diretta di Libero. E poi il risultato delle ecofollie: California in cenere per salvare un pesce. Di spalla, sul quotidiano Libero, assolutamente da comprare, la morte di Rami, editoriale di nuovo, Daniele Capezzone torna a parlarne: criminalizzare i carabinieri è una deriva pericolosa. Lo abbiamo scritto ieri, lo ribadiamo oggi a scanso di qualsiasi equivoco: una democrazia occidentale non teme un doveroso accertamento della verità sull'operato delle sue forze di polizia. Di più, non teme nemmeno l'ipotesi che possano esserci stati errori o condotte antigiuridiche o anche soltanto inopportune, decrescendo nella scala della gravità. Si riferisce naturalmente a quel famoso filmato che tutti avete visto in TV o anche sui nostri canali, che è stato fornito direttamente dai carabinieri. Oh, la notizia che vi ha dato Sammy Varin. Il successo del governo, Sala liberata, i Dem rosicano fra le contorsioni. Ma all'interno, sul quotidiano Libero di quest'oggi, c'è anche la Sardegna e i disastri grillini. Ora sul caso Todd c'è l'inchiesta. Todd. Come finirà secondo voi con la Todd? 340 67 09 659. Attenzione, mi tuffo a pagina 6 sul quotidiano Libero, l'inchiesta sul Capodanno di Milano: molestie collettive in sfregio alle donne, il virgolettato, e guarda un po', si ritorna a parlare di Taarrush Gamea, l'espressione araba che torna a circolare tra i corridoi della procura di Milano. Si è svegliata anche la procura, questa è gente sveglia, ragazzi miei. Tradotta letteralmente significa molestie collettive, ed è l'ipotesi più accreditata tra gli investigatori nell'inchiesta aperta, per ora a carico di ignoti, per violenza sessuale di gruppo, sulla scia del racconto di Laura, la 22enne studentessa di Liegi, risucchiata dal branco la notte di Capodanno alla stampa belga. Un assalto in segno di disprezzo per le donne. E ora dove sono finite le tante anime belle che per giorni hanno parlato di presunte molestie solo perché la ragazza non aveva fatto denuncia? Non abbiamo sporto denuncia in Italia perché sul momento non ci rendevamo conto della gravità dei fatti. Visto che avevamo il volo l'indomani, abbiamo avuto solo una giornata per renderci conto di tutto, eravamo sotto shock e abbiamo passato il 1° gennaio a parlarne tra noi. Non ci è proprio venuto in mente, ha tenuto a precisare la ragazza nell'intervista concessa e trasmessa ieri sera a diritto e rovescio. Ma c'è di più. Dagli accertamenti svolti finora, grazie anche alla visione delle immagini registrate dalle telecamere puntate su Piazza Duomo, ci sarebbero altre vittime.
e qui mi fermo perché se no non lo comprate, uscite, alzate il culo e acquistate il quotidiano Libero, almeno un quotidiano alla settimana, uno al giorno pretendo troppo, uno alla settimana merita, almeno conoscete il vostro edicolante, capite se parla italiano, se esiste davvero l'edicolante, è un po' come il negoziante dei dischi, esiste questo famigerato che vende i dischi, provate a entrare, ci sono ancora i dischi e sono anche bellissimi, 33 giri con la copertina. Siamo sul quotidiano Libero perché cosa vuoi fare, Sammy Varin? Ci sono arrivato. 2 pesi e 2 misure. Sala tace ancora su Piazza Duomo, ma condanna i carabinieri. Sì, non ci crederete mai. Sala ha parlato, sta zitto sui vaffa all'Italia, minimizza le aggressioni sessuali di gruppo, non si sa nulla, però contesta l'inseguimento del corvetto. Brutte immagini, siorri, al 9° giorno dopo il capodanno islamista di Piazza Duomo, Beppe Sala parlò. Per condannare i vaffa all'Italia e gli attacchi alla polizia di merda da parte dei nuovi italiani, sempre coccolati dalla sinistra? Figurarsi. Per esprimere solidarietà alla studentessa belga e ai suoi amici che ha raccontato di essere stata palpeggiata per 10 minuti dal branco nordafricano nelle parti intime sia superiori che inferiori? No, per ringraziare prefetto e governo in merito all'istituzione delle zone rosse che a Milano in una sola settimana hanno prodotto oltre 100 allontanamenti più 2 rimpatri di pregiudicati pericolosi per la sicurezza di tutti? Ma che? Il sindaco della metropoli ultraprogressista, già grande sponsor delle marce pro-clandestini e delle tavolate multietniche, ha spezzato il suo mutismo istituzionale per dire che ci sono tanti modi per fare politica. A volte ce la si cava con una semplice dichiarazione, ma ora è il momento di lavorare. E basta. Non ha detto nient'altro. Assolutamente nulla sugli insulti dei giovani immigrati al nostro paese e alle nostre forze che hanno fatto il giro del mondo, solo che certamente io non polemizzo in particolare con chi gestisce la sicurezza e il questore ha detto di essere soddisfatto, e poco, anzi pochissimo, sulle violenze sessuali di gruppo su cui indaga la procura. Non sappiamo ancora nulla, non abbiamo immagini delle telecamere, non dico che non è successo niente, però non abbiamo una denuncia formale. Al contrario, Sala ha trovato parecchio fiato per aggiungere il suo nome alla lista di chi ha già emesso la sentenza di condanna per i carabinieri che la notte del 24 novembre scorso hanno osato inseguire Fares e Rami dopo che non si erano fermati al loro alt. Certamente le immagini mandate in onda al TG3 danno un segnale brutto, non c'è dubbio, brutto, però attendiamo che la giustizia faccia il suo corso. Dal mio punto di vista è chiaro che se qualcuno ha sbagliato deve pagare, ha spiegato Beppe. E ancora, voglio ringraziare un'altra volta il papà di Rami per l'atteggiamento che oggettivamente è impeccabile. La giustizia faccia il suo corso, però mi pare un altro esempio del fatto che quando ce la prendiamo con gli immigrati, insomma, trovare uno, Ieia, il padre di Rami, che dica c'è un poliziotto buono e uno cattivo, ma voglio credere che la maggior parte siano buoni, non è poca cosa. Ed è vero, sono stato il primo a rimanere turbato da questo papà assolutamente integerrimo. Sempre a proposito del caso Rami, il superconsulente per la sicurezza del comune di Milano, l'ex poliziotto Gabrielli, è stato tranchant. È sempre facile fare il professore del giorno dopo, ma è ovvio che quella non è la modalità corretta con cui si conduce un inseguimento, perché c'è pur sempre, cos'è che c'è pur sempre? Una targa. Una targa, ragazzi, dovevano prendere il numero della targa. Capito, mi hai? 34067096659. Non proseguo un secondo in più, lascio a voi l'ardua sentenza, pochi istanti e leggo i vostri WhatsApp. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Il meteo.it presenta le previsioni del giorno.
Tempo in miglioramento su quasi tutta l'Italia, ma con cieli ancora spesso grigi. Nella prima parte della giornata nuvoloso al nord e lungo le aree interne appenniniche centro-meridionali con basso rischio di fenomeni, maggiori schiarite altrove. Nel pomeriggio situazione sostanzialmente stazionaria, da segnalare qualche pioggia su Toscana, Umbria e Marche, nonché nevicate sull'arco alpino di confine. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici. Avete ascoltato le previsioni del giorno. Lo amiamo perché ci offre sempre le cose più buone e naturali. Linea Alberto Acerbis! Un saluto cari amiche, cari amici, cari ascoltatori di Radio Libertà da Alberto Acerbis. Allora, in questo periodo uno dei prodotti più richiesti che abbiamo è la nostra soluzione alla bava di lumaca, il nostro integratore alimentare Bronco Free. Bronco Free non è un prodotto industriale, non contiene il lattosio, il glutine, il saccarosio, gli OGM e i coloranti. Ma che cos'è Bronco Free? Bronco Free è un integratore alimentare che serve per calmare la tosse grassa, la tosse secca, fluidificare il catarro per facilitare l'espettorazione. La presenza del timo, della verbena, dell'altea, del papavero fanno di Bronco Free un prodotto straordinario. Ricordo, ve lo dico subito per evitare problemi, che non è un prodotto industriale, quindi non è che uno ce l'ha dando un calcio alla siepe, ok? Escono fuori già fatti. Nel Bronco Free la presenza importante della bava di lumaca, del mucopolisaccaride e tutti i suoi principi attivi, che ormai si sa da anni le proprietà straordinarie del mucopolisaccaride. I principi attivi servono per calmare la tosse, ma in modo particolare per fluidificare il catarro e facilitare l'espettorazione. Si prende prima di coricarsi o al bisogno. Lo possono prendere tutti. Ricordo, è un prodotto naturale, un successo che ormai noi abbiamo testimoniato da 18 anni. Però state attenti bene all'offerta, questo è il momento per ordinarlo. 3 flaconi di Bronco Free a casa vostra, il trasporto non lo pagate, dicendo io ascolto Radio Libertà, 59 euro. 59 euro. E se chiamate adesso lo 030 68 40 408 con i 3 flaconi di Bronco Free, un bellissimo e utilissimo regalo per voi. Quindi chiamate adesso subito 030 68 40 408 oppure visitate lecatier.it. Ciao! Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Buongiorno, sono Gavino Fiori. Voglio mandare un caloroso saluto a tutti gli ascoltatori ed amici di Radio Libertà e comunicare che dopo un anno dall'uscita del mio primo album musicale Soffio di Luce, ho il piacere di presentare una nuova canzone dal titolo Con l'Aurora, un brano pubblicato lo scorso mese di dicembre, con il quale voglio augurare a tutti un buon anno nuovo. Una canzone questa che parla d'amore, di cielo, di stelle, quelle stelle che fanno compagnia, illuminano e infiammano i cuori degli innamorati, quegli innamorati che non vorrebbero mai veder svanire questi magici astri e che invece, come è naturale e come narra la canzone, se ne vanno con le prime luci dell'aurora. Buon ascolto, buona vita e buona musica a tutti.
Guarda, rimaniamo esterrefatti dalla bravura di Gavino Fiori. Lo sapete, Sammy Varin nelle pause musicali trasmette solo artisti sconosciuti. Se sono famosi non hanno bisogno di me. Con l'Aurora, cantata da Gavino Fiori. Ma chi è questo Gavino Fiori? È lo storico sindaco di Cavarnia, signori. 172 abitanti a 1070 metri sul livello del mare, il paese più alto della provincia di Como, proprio a 2 passi dalla Svizzera. Storico sindaco Gavino Fiori, che è diventato il sindaco canterino, andato su tutti i giornali, assolutamente. Gavino, siamo con te, ma soprattutto se cercate buona musica dove si respira aria pulita, andatelo a cercare Gavino Fiori a Cavarnia, ma soprattutto cercatelo su YouTube, basta scrivere Gavino Fiori. Il buongiorno da Sammy Varin, Radio Libertà, grazie a Simone, paziente in regia, ma soprattutto grazie a tutti voi che mi state scrivendo al 340-6709-659, anche per mandarmi a quel paese, i vostri commenti sono tutti ben accetti, e allora dai, fatemene leggere un po'. Buongiorno, che genio! Bastava prendere la targa di una moto, probabilmente rubata, così poi arrestiamo il proprietario e dopo 10 anni di indagini tutto archiviato. No, ma davvero, lo dicono in tanti sta cosa, bastava prendere la targa della moto, non c'era bisogno di inseguirla. Io ribadisco un concetto, e se era un terrorista? C'è uno che non si ferma all'alt, può essere chiunque, ragazzi miei. Se mettiamo sta mentalità, allora i carabinieri e la polizia, ma non fanno più niente, qualunque cosa stanno lì a guardare. Buongiorno Sammy, anche questo, Massimiliano, la moto poteva essere rubata, a che serve prendere la targa e lasciarli scappare dal posto di blocco? Ma quando parlano, lo collegano il cervello alla bocca? Ma... E ancora, è un grave errore impedire ai cittadini di votare il loro rappresentante preferito. Zaia è il Veneto, Tosi il traditore, Aborro i cambia casacca. Piano con i termini, che magari ce lo ritroviamo da votare. No, avete sentito? La Lega in questo caso correrebbe da sola. Sono voci, chiaramente, sono voci. Per chi ruba nelle case... Subito, certezza della galera. Ci sta pensando seriamente la Lega. Leggere Repubblica è come passeggiare su un fiume di vomito di ubriachi. Non me la puoi dire una cosa del genere. Ti censuro, un paio di forbicine da provare sulle zampacce dei porci. È vero, quelli che infilano la mano già sotto i pantaloni delle ragazze in Piazza Duomo, perennemente in emergenza sessuale, figli del barcone, che vivono nella giungla e applicano la legge della giungla. Questo è razzista in senso buono, Sammy Varin. Certo, razzista, ma in senso buono. Chi non si ferma all'alto delle forze dell'ordine si dichiara criminale. Ragazzi, WhatsApp a go al 340-6709-659. Anche Carmen scrive che Tosi ha tradito, io non lo voterei mai, le forze di polizia hanno tutta la mia stima e fiducia. Ciao Sammy, ho sentito che torna Mortadella Prodi, mi è venuta la cagarella. Ma Giorgio, è tutta salute, assolutamente, c'è anche la pubblicità, no? Cos'è che dice cagare fa bene, no? Quella roba lì. Ciao Sammy, cosa dire? La storia insegna, hanno speronato una nave militare e cosa è successo poi? E poi se tu non ti fermi a un controllo non puoi pensare che ti inseguono per portarti un caffè, hai infranto la legge. Ma al loro paese cosa faranno i loro poliziotti? Buongiorno, i migranti voteranno per loro stessi, perché chi ha la cittadinanza un giorno si faranno un loro partito, non fessi come tanti italiani. Loro sono molto più furbi, ma più che loro sono informati bene, diciamo così, è vero? Buongiorno Sammy, lavoravo come guardiaparco, mi è capitato di inseguire moto da cross che facevano fuoristrada nel parco, ma lei come pensa che apostrofavano gli inseguiti? Ma non per questo li volevamo uccidere, c'è concitazione, adrenalina, tutta la mia solidarietà ai carabinieri, scrive Gio, e ricordate anche quell'audio che è stato diffuso, pare proprio dagli stessi carabinieri, con le voci dei carabinieri che stanno inseguendo la moto che
non si è fermata all'alt, e chiaramente facevano il tifo, tra virgolette, anzi proprio un sbagliato termine, perché si fermasse in qualche modo, si fermasse. Ribadisco e discoriba, in America avrebbero fatto semplicemente pum. Ok? L'inutile Prodi, ma perché non ci lascia? Prodi non se ne va mai, ma soprattutto lo stanno tirando di nuovo in ballo perché non c'è proprio nessuno, ragazzi. Mamma mia, ancora su Flavio Tosi, tenetevi calmi. Come hai ben detto, Sammy, è un traditore, già che l'ho detto io, e per di più, è un traditore, per di più è andato in un partito che è all'opposto delle nostre ideologie, anche se a parole sembrerebbe simile, e questo vale per molti, signori. Tosi è stato antesignano, ma in quanti negli scorsi mesi hanno mollato la Lega per andare in... no, sto facendo finta di tossire, il regista che si spaventa. Così almeno lo tengo sveglio, Simone, perché sennò dice tutte ste cose, che palle dire. Ho detto qualcosa, ci sono state, avete sentito un'altra radio, ragazzi miei? Ok, quindi coloro che hanno mollato la Lega per andare in... E ricordiamoci che grazie a lui, a Forza Italia, che lo ha presentato come candidato a Verona, dove un candidato di centrodestra era già presente, abbiamo perso la guida della città dopo decenni che era della Lega e che ora è a guida PD. Perderemo anche il Veneto. Mi trema la voce. Se lo non ce la faccio. Scusate, non ce la faccio a proseguire questo WhatsApp. Perderemo anche il Veneto se lo metteranno come candidato. Stiamo parlando naturalmente di Flavio Tosi. Zaia e la Lega sempre. Non diamo spazio e voti ai traditori. È proprio capitale, ok? Come dicevamo un tempo, Milano capitale, Roma, e c'era il Roma che bruciava, non scherziamo, adesso c'è Los Angeles che brucia. Fabio, buongiorno, solo io ricordo le parole del PM durante il processo accappato per aver portato a morire una persona in Svizzera. Ecco, allora non stupiamoci più se le leggi vengono stravolte dai desiderata dei magistrati. Già, che si animano poi contro i carabinieri o a favore dei ladri. Bene introdurre nuove leggi e nuove pene, ma poi se non c'è chi li applica perché contro la propria morale? Un po' come per i monopattini, adesso è tutto come prima, tanto nessuno controlla e chi li utilizza, in maggior parte extracomunitari, fa come gli pare. Fabio da Vercelli, mi dite anche voi com'è la situazione monopattini? Ne vedete in giro? Casco, mica casco, com'è la situazione? Mi fate un report un po' da tutta Italia? 340 67 09 659. Attenzione, proprio di questo parleremo, non di monopattini, ma di leggi, di PM, di giustizia che va riformata. Ne parliamo alle 11 questa mattina con la deputata della Lega Simonetta Matone. Parliamo di ordinamento giurisdizionale e di una riforma della giustizia che deve servire anche per definire con precisione la separazione dei poteri, altrimenti succede quello che sta proprio succedendo adesso. Che fiducia si può dare a uno che ha già tradito? Occhio a chi deve votare in Veneto. Cara Clara, penso che ci saranno delle sorpresine in Veneto. Ma questa Meloni cosa vuole fare? Mandarci tutti a gambe all'aria? Io ho deciso di inviargli le mie bollette del gas e della luce, visto che lei va d'amore d'accordo con quel disadattato di presidente ucraino. La carezza Zelensky, questo titolo non è piaciuto ai nostri ascoltatori. Però, ragazzi, cosa poteva fare il governo? Cosa poteva fare? Me lo scrivete? 340 6709 659. Non è l'Europa che ci ha obbligato a liberalizzare queste bollette della luce e del gas, punto di domanda. Che facciamo? 340 6709 659. Salve! Ma questa Salis ha pagato quei 90.000 all'ente case? Non si sa più nulla, è vero. Se poi non Salis non paghiamo una multa, se noi non paghiamo la multa
arriva l'ingiunzione e poi magari la letterina della finanza, finché non paghi ti perseguitano. Questo personaggio sta a Bruxelles, sanno dove si trova, inutile dire che non era in casa. Se non paga la si tratti come tutti, pignoramenti beni o prelievo dal suo stipendio, come fa anche l'INPS con i poveracci senza saperlo, hanno percepito di più. Siamo stufi, tutto vero. Mi fermo solo per un attimo, sì, voglio proseguire ancora con qualche quotidiano, perché ve lo ricordo, a pagina 7 di Libero prosegue l'editoriale di Daniele Capezzone, assolutamente da leggere per capire la vicenda di Rami. Dopo la morte di Rami, ora il pericolo è quello di criminalizzare gli agenti. Negli Stati Uniti la campagna per togliere fondi alle forze dell'ordine ha fatto esplodere i reati con risultati devastanti. E guardate qua, a Torino, violenze al corteo per il 19enne egiziano, bombe, carta e bottiglie per i poliziotti. Dove sta la verità? Dico io, sta nel mezzo, sicuramente. Chi ha sbagliato deve pagare, ma non criminalizziamo la polizia e i carabinieri e fermiamoci davanti alle leggi, anche se sono leggi sbagliate, bisogna fermarsi. Pasticcio 5 Stelle in Sardegna, non ne parla più nessuno, per fortuna. Libero a pagina 9, sì, sul caso Todde indaga la procura, ha aperto un fascicolo. Dopo le accuse del collegio di garanzia elettorale si muovono i PM, procedimento contro ignoti per ora, governatrice sempre più in bilico, Conte in silenzio. E chiaramente voi in Sardegna, che avete perso la vostra Sardegna, che è andata in mano alla sinistra per una manciata di voti, siete lì che aspettate, perché questi pasticcioni dei 5 Stelle non la possono passare liscia. A Giorgia Meloni non piace vincere facile, tantomeno governare in barba agli elettori. Sul pasticciaccio sardo della presidente grillina Alessandra Todde, dichiarata decaduta dalla Corte d'Appello di Cagliari, il premier ha avuto parole chiare: non gioisco per questa vicenda, ma non si è risparmiata una staffilata alla sinistra. Quando toccò a Silvio Berlusconi, qualcuno disse che al Parlamento non restava che ratificare la decisione dei magistrati, i soliti 2 pesi e 2 misure. Punto. Naturalmente, signori, l'occasione è d'oro per uscire di casa quest'oggi e per acquistare il quotidiano Libero, che ci ricorda, chi mi sta seguendo in auto in questo momento con la Radio DAB, ciao da Sammy Varin, lo sapete bene che cosa succede quest'oggi, che sono ricominciati gli scioperi del venerdì, l'unica strategia dell'opposizione, scrive Francesco Storace a pagina 13 di Libero. Dai mezzi di trasporto ai lavoratori della scuola tornano le proteste di Cuba e Landini alla vigilia del weekend. Sempre così. C'era Natale, poi Capodanno e l'Epifania e finalmente torna il venerdì. Così si può tornare a scioperare in santa pace. Oggi si ricomincia e gli unici a non astenersi mai dal lavoro sono rimasti ormai solo i proclamatori di scioperi. In pratica si rimette in cammino l'unica strategia capace di far esprimere una opposizione. Tra trasporti, un pezzo di scuola, i metalmeccanici a fine mese, ce n'è per tutti, come se fosse questo l'accenno di rivolta sociale proclamato da Landini, con il sabotaggio dell'economia nazionale attraverso il calo della produttività. Ale, a essere messi infine con le braccia conserte nel consueto venerdì pre-weekend saranno messi prioritariamente i lavoratori nel trasporto aereo, in quello pubblico locale, nelle ferrovie, nella scuola. Oggi insomma sarà il primo venerdì nero dell'anno, con mobilitazioni che si accavallano nei vari settori in tutta Italia. Fino a stasera alle 21 si fermano per 24 ore i lavoratori aderenti al CUB Trasporti di RFI, addetti alla manutenzione ferroviaria, una protesta che cade in un momento di lavori intensi su molte tratte dell'infrastruttura delle ferrovie. Come ha ricordato il ministro Salvini, ci sono più di 1200 cantieri per rimediare ai danni della mancata manutenzione, ma evidentemente c'è chi punta al peggioramento del servizio.
Oggi si fermeranno anche i ferrovieri dei Cobas lavoro privato e del coordinamento ferrovieri e dell'Assemblea Nazionale Lavoratori Manutenzione RFI. Per chi si muove o arriva a Milano, Venezia o Pisa non sarà semplice spostarsi, nemmeno in aereo. Le astensioni riguardano i lavoratori dei Cuba Linate Malpensa, della Flight IS a Venezia, della Philcamps CGL a Pisa. Sul fronte del trasporto locale si fermerà invece per 4 ore a livello nazionale, ma con modalità diverse da città a città, chi aderisce al sindacato Confail Fasa, che non è d'accordo sull'intesa per il rinnovo raggiunta poco prima di Natale. I disservizi si registreranno anche a scuola. Lo stop all'intera giornata è stato proclamato dalla Confederazione Sindacale Lavoratori Europei Autonomi per il personale docente e ATA e per tutto il personale educativo scuole comunali di ogni ordine e grado. Insomma, si torna alla conflittualità abituale da parte di sindacati ansiosi di scontro sociale. E sono davvero molti anche gli scioperi proclamati a livello territoriale. Sul sito della Commissione di Garanzia se ne contano oltre 50. Quindi, soprattutto per i viaggiatori, si prospettano i soliti disagi coincidenti con le agitazioni dei lavoratori. Durante gli scioperi nel settore aereo dovranno comunque essere rispettate le fasce di garanzia dalle 7 alle 10, dalle 18 alle 21, nelle quali i voli devono essere comunque effettuati. È bene ricordare che anche in caso di sciopero i diritti dei passeggeri devono essere pienamente garantiti. In particolare è stabilito che in tutti i casi in cui un volo viene cancellato senza un preavviso di almeno 14 giorni o subisce un ritardo prolungato, la compagnia aerea ha l'obbligo di garantire assistenza ai passeggeri, pasti, bevande, sistemazione in albergo, trasferimenti dall'aeroporto all'hotel, eccetera. Se l'assistenza non viene garantita e il passeggero ha dovuto pagare i pasti, le bevande, i taxi o gli hotel, la compagnia aerea deve rimborsare le spese sostenute purché ragionevoli e appropriate, e non vi abbuffate se devi aspettare il volo. A tal fine è bene conservare tutte le ricevute attestanti tali spese. Nel caso in cui un volo venga cancellato, la compagnia aerea deve offrire la scelta tra il rimborso del biglietto e, in caso di coincidenza, un volo di ritorno all'aeroporto di partenza non appena possibile, l'imbarco su un altro volo verso la destinazione finale non appena possibile, oppure l'imbarco su un altro volo successivo in una data successiva. Questo ed altro a pagina 13 del quotidiano Libero. Tra pochissimo avremo il Qui Parlamento. E che facciamo nel frattempo? E dai, la notizia me l'ero dimenticata. No, parlando chiaramente, uno lo aspetta sempre, arriva, non arriva, e lo stipendio, dicevo, e ringrazio tutti voi perché quando ci arriva è anche per merito vostro. Da oggi gratuiti i bonifici istantanei. Vincent, da oggi gratuiti i bonifici istantanei. E fammi un bonifico istantaneo, dai, giochiamo. Dai, io lo faccio a te, tu lo fai a me, poi me lo rifai, dai, lo proviamo a vedere se funziona. Dai, sono partite con quali soldi, tu dici? Sono partite, ma diciamo 5 euro, non di più, Sono partite ieri le novità in tema bancario con i bonifici istantanei che devono costare come quelli ordinari, senza balzelli ed extra costo a carico degli utenti, ok? Quindi non ci sono più scuse, ragazzi. Se dicono il bonifico è partito e tu gli devi dire ma era istantaneo, tu dici sì, ma le banche hanno interesse a fare il bonifico istantaneo. No, siccome mi tiri in mezzo, buongiorno a tutti. Buongiorno. Allora, caro Sammy, il bonifico istantaneo è qualcun altro che dovrebbe farcelo. No, vabbè, ma nel frattempo giochiamo, dai, fallo a me che io lo rifaccio a te, poi lo facciamo. Non ho capito se è gratuito o meno. Adesso è gratuito, certo. È gratuito, solo che la tua banca ti fa un culo così perché chiaramente non si prende gli interessi. Certo. Ma se tu fai il bonifico istantaneo poi non puoi più cancellarlo, annullarlo, vero? A differenza di quello ordinario. Aspetta che chiamo i 5 Stelle e glielo chiedo, perché loro sono molto bravi a fare queste cose. Io vado a mangiare un pan di stelle. Eccolo lì, buon appetito, buona colazione anche a voi ascoltatori che state pucciando il biscotto. Lo so che vi piace pucciarlo quando Sammy Varin fa la rassegna stampa. Dai, che facciamo? Beh, nel frattempo che il Qui Parlamento attende, ma naturalmente avremo sicuramente l'occasione di sentirlo più tardi, io vado con i vostri WhatsApp.
perché? Perché oggi è venerdì, avremo alle 11 ragazzi ospitoni, la Chiara Soldani, i bacchettoni di Informazione Cattolica, poi oggi è venerdì e a mezzogiorno c'è la musica indipendente, arrivano super ospiti, Francesca Elena Monte che ha fatto delle cover splendide, veramente cose stupende. Lei ama le sonorità brasiliane, gli autori brasiliani che hanno scritto per interpreti italiani, ma anche gli autori italiani che si sono ispirati alle sonorità brasiliane. A mezzogiorno la abbiamo. Alle 12:30 invece abbiamo i Forgotten Dream, amanti del grunge, non mancate. Ore 12:30, sono forti, impetuosi, ma ci danno anche una bella sveglia, ci vuole di questi tempi. Oh, ci fermiamo, sì, è arrivato l'ospite, lo voglio in particolare perché parla di argomenti molto importanti, soprattutto per i nostri figli e nipoti, il cui Parlamento. Qui Parlamento. E io ringrazio per essere con noi il deputato della Lega Rossano Sasso, buongiorno. Buongiorno a tutti, eccomi. No, ti aspettavo perché parli di un argomento che noi da Radio Libertà, ancora quando ci chiamavamo Radio Padania Libera, pensa che io conducevo una trasmissione pomeridiana che si chiamava, 15 anni fa, Pomeriggio Gender. E capisci che mi guardavano come se fossi uno spaziale, ma la mia moglie stessa mi diceva: ma Sammy, ma cosa racconti queste cose? Ma non esistono, ma stai inventando delle storie. 15 anni fa. E le battaglie della Lega su questo fronte non si sono mai fermate, e proprio l'altro giorno nel Question Time, signori, abbiamo avuto l'ufficialità di queste battaglie, il sostegno del governo. Ma qua mi fermo, anche perché tu, Rossano Sasso, sei uno di quelli che li ha portati avanti in questi anni. A te. Sì, purtroppo 15 anni fa ci avevi visto giusto, nel senso che questa moda becera, questa deriva morale e culturale che è partita oltreoceano in America, che oggi per fortuna si è spenta, perché la gente non ne poteva più, e Trump ha vinto anche per questo motivo, perché ha affermato l'ideologia gender, sta arrivando anche da noi. In Europa ha prodotto degli effetti devastanti, e in Italia, complice il movimento LGBTQI, che poi non c'entrano niente i diritti degli omosessuali con determinate derive, e sono passate all'attacco. La sinistra ha sposato questa battaglia. Un tempo la sinistra si occupava dei diritti degli operai, dei lavoratori, parlo degli anni 60 e degli anni 70, poi li ha sostituiti con gli immigrati. Adesso si è inventata questa battaglia dei presunti diritti civili. Io li definisco invece capricci, perché la lotta alle discriminazioni è sacrosanta, però qualcuno mi deve spiegare cosa c'entra la lotta alle discriminazioni omofobiche con l'educazione sessuale a bambini di 4 anni. Allora, la Lega già a settembre dell'anno scorso ha fatto approvare con una risoluzione in Commissione Cultura, a mia prima firma, il divieto assoluto di parlare di determinate cose senza il consenso dei genitori e in orario scolastico, soprattutto nella scuola elementare. La risoluzione non è una legge, ma è un atto formale con cui il Parlamento impegna il governo. C'è da dire che nelle ultime settimane io, insieme ad altri deputati della Lega, abbiamo ricevuto purtroppo numerose segnalazioni di qualcosa che non andava, da attività un po', come dire, sospette a vere e proprie dichiarazioni di guerra, dove ad esempio a Sassari, all'Università di Sassari, abbiamo scoperto che esiste un esame universitario, cioè non un seminario, un convegno, un vero e proprio esame che rilascia i crediti formativi e il cui superamento aiuta a laurearsi in teorie queer, teorie gender, che che obbliga gli studenti a acquistare un libro che si chiama Elementi di critica omosessuale di Mario Mieli, dove per 2 o 3 pagine si fa uno sdoganamento, una beatificazione della pedofilia. Non so se ricordi, io lessi in aula alcune pagine di questo libro che suscitarono uno scandalo. E come no? Perché
subito dopo si è elevata una polemica dove la Lega attaccava la libertà della ricerca, l'autonomia dell'insegnamento, ma quale ricerca è quella in cui, ad esempio, si dice che è normale acquistare dei bambini all'estero dall'utero di una terza donna? Quale ricerca c'è nel dire ad un bambino di 5-6 anni che deve decostruire gli stereotipi di genere, che non deve sentirsi a tutti i costi maschio, che può sentirsi fluido? Quale lotta alle discriminazioni si fa in una classe in cui, sebbene non ce ne sia alcun bisogno, si propone la carriera alias? Tu sei Rossano ma in realtà potresti sentirti anche Antonella. Ecco, l'incentivare, il promuovere il disorientamento, la confusione sessuale, l'annacquamento delle identità è una cosa che piace tanto ai movimenti arcobaleno, piace un po' meno alla Lega, perché nella serie di testimonianze che ho raccolto durante la mia attività parlamentare, sia in questa che nell'altra legislatura, ho visto che questo bombardamento mediatico produce dei danni, soprattutto nei più piccoli, soprattutto negli adolescenti. Ho conosciuto dei ragazzi, i cosiddetti detransitioner, che avevano iniziato una transizione di genere addirittura, da donne a uomini, da uomini a donne, perché ragazzi fragili, nel momento in cui tutto il mondo ti dice, dagli artisti, dai cantanti, dai social media, dagli insegnanti ideologizzati a scuola, che è giusto superare il binarismo sessuale, che non c'è nulla di male a sentirsi fluidi, ragazzi che hanno iniziato un percorso psicologico, quando magari sarebbe bastato innanzitutto un po' di più di vicinanza della famiglia, perché molto spesso i genitori non neanche se ne accorgono, ma oggi questi ragazzi si sono pentiti e ahimè hanno subito le amputazioni dei propri genitali, hanno iniziato una cura ormonale, per la gioia delle case farmaceutiche, perché evidentemente un ragazzo che fa la transizione sarà un malato a vita, dovrà prendere dei farmaci a vita. Ecco che allora c'è tutta un'industria del consenso arcobaleno, io la definisco così, che non lo fa perché crede veramente nei diritti civili, perché chi discrimina un uomo o una donna per il proprio orientamento sessuale è uno stupido, è un idiota. Certe derive di determinate associazioni che poi si divertono a infiltrarsi nelle scuole e nelle università, perché io ho fiducia e rispetto degli insegnanti italiani, ho un po' meno fiducia, un po' meno rispetto quando qualche insegnante apre la propria classe ai famosi sedicenti esperti esterni con la tessera arcobaleno in tasca. E allora il gioco del rispetto che si fa in prima elementare, dove Luigino deve spogliarsi e mettere gli abiti di Antonella, anche no, se la facciano nelle sedi di partito del PD, del Movimento 5 Stelle, di AVS o nelle sedi dell'Arcigay. Vediamo quanti genitori sono disposti a portare i propri bambini, i propri figli a fare queste sperimentazioni pedagogiste. Il punto è questo. Si travalica, o meglio, si utilizza la lotta alle discriminazioni, l'educazione al rispetto come cavallo di Troia, perché poi nell'educazione al rispetto ci mettono l'educazione sessuale seguendo le linee guida dell'OMS. Io me ne sono andate a leggere queste linee guida dell'OMS e ho trovato delle cose raccapriccianti. Allora, su certi argomenti, e l'ho ribadito l'altro ieri in aula, suscitando lo scalpore del Movimento 5 Stelle, delle sinistre varie che poi si sono lasciate andare ad un profluvio di comunicati contro la Lega, ma di certi argomenti, soprattutto con i più piccoli, è giusto che se ne parli a casa. È giusto che siano i genitori, è giusto tutelare la libertà di scelta educativa. Se io non voglio che mio figlio a 5-6 anni debba addirittura, seguendo le linee guida dell'OMS, sentire parlare di coito, di masturbazione, di transgender, ma nella scuola che io ricordo, nella scuola dove io ho lavorato e nella scuola che insieme al ministro Valditara la Lega sta difendendo, vogliamo fare altro. Lasciamo ai più piccoli la capacità di sognare, di apprendere, di recepire, al di là dei programmi scolastici, quelli che sono gli insegnamenti delle materie classiche, scientifiche, di tutto e di più. Ecco perché è chiaro che voi mi direte, ma esiste solo oggi questo problema che c'è la Lega al governo? No, c'è sempre stata,
solo che prima non c'erano gli amplificatori e gli evidenziatori, perché fino a poco tempo fa, diciamolo, anche nella società civile c'era una condiscendenza verso un determinato mondo, perché si temeva di essere accusati di essere omofobi, si temeva di essere accusati di essere poco alla moda. Il punto è che la lobby arcobaleno è potentissima, controlla settori importanti dell'economia, ma non c'è nulla di male, per carità, a diffondere dei messaggi diversi per i consumatori, perché ci sono evidentemente numerosi omosessuali. A me quello che non piace è quando vogliono imporre un modello a chi quel modello non lo vuole. A me quello che non piace è l'ostentazione, è quello che si vede ad esempio sui carri dei Gay Pride. Ci sono omosessuali anche in Lega, ci sono omosessuali anche in Fratelli d'Italia, ci sono omosessuali che vivono la loro sessualità in maniera serena, come è giusto che sia, e ci mancherebbe altro. Quello che non mi piace sono come dire, gli estremisti, gli attivisti, sono non gli omosessuali, ma gli omosessualisti, quelli che vogliono imporre un determinato modello. E quindi qui c'è uno scontro perché se lo fanno nelle sedi dell'Arcigay, se lo fanno nelle sedi del PD, se lo fanno nelle sedi del Movimento 5 Stelle, nulla questo, e ci mancherebbe altro, a ciascuno il suo. Noi pensiamo a tutelare ad esempio i diritti delle partite IVA, i diritti degli stessi insegnanti, cerchiamo di fare il nostro meglio per rendere più sicura la nostra nazione. Loro pensano a questo, ma non è un problema. Però se intendono mettere un seme arcobaleno nelle scuole e nelle università, dove ci sono i custodi del futuro, i nostri figli, o nelle università, perché sbaglia anche chi sottovaluta il fenomeno nelle università, perché nelle università si formano i futuri avvocati, i futuri giudici, i futuri insegnanti, i futuri ingegneri, e se passa un messaggio distorto, noi ci dobbiamo assolutamente ribellare. 2 giorni fa, contestualmente al mio intervento in aula, c'è stata una conferenza stampa di una deputata del Movimento 5 Stelle che mi ha accusato di essere il mandante morale del pestaggio a 2 gay che sarebbe avvenuto a Roma tra un giorno e l'altro. Quanto di più assurdo, quanto di più allucinante. Io mi sono battuto contro il DDL Zan, che è stato affossato dallo stesso PD, ricordiamolo, perché avevano una maggioranza all'epoca, perché ritenevo tale disposizione liberticida, perché se ad esempio avessi detto a legge Zan in vigore che un bambino non può nascere da 2 uomini o da 2 donne, mi sarei beccato l'accusa di omofobia, e magari anche questa chiacchierata con te a Radio Libertà sarebbe stata acquisita agli atti. Ma assolutamente contrasto la discriminazione, l'ho fatto da insegnante, lo faccio anche adesso da deputato, solo che è chiaro ed evidente il gioco, quello di utilizzare questa sacrosanta battaglia come cavallo di Troia. Ecco perché abbiamo fatto la risoluzione, ecco perché la collega Ravetto ha presentato una proposta di legge che va in tal senso, ecco perché con il ministro Valditara, nonostante la ritrosia dei sindacati che poi rompono le scatole e si lamentano e ci accusano di essere autoritari, di essere come dire antidemocratici, stiamo pensando a qualcosa che rafforzi il consenso informato, perché se io iscrivo mia figlia, e poi mi fermo perché sennò non la smetto più, se io iscrivo mia figlia in prima elementare, vedo l'offerta formativa di una scuola, nell'offerta formativa, se vedo che c'è l'educazione sessuale fatta da esperti esterni, magari ci penso 2 volte se farla andare lì, e quindi mi incazzo se poi a mia insaputa succede qualcosa del genere. E quindi stiamo pensando ad un obbligo di legge che vada a vietare questa situazione, o che perlomeno preveda un'ora alternativa, come nel caso della religione cattolica. Chi non la vuole fare può stare a scuola e fa qualcosa di alternativo. Vero. Ma quello che mi chiedo, qualcuno ha mai pensato, qualcuno di questi signori del PD e del Movimento 5 Stelle, magari che non hanno neanche figli, non è una colpa, però magari chi è genitore ha una sensibilità in più sull'argomento, ha mai provato a chiedere ad una mamma, ad un papà, ma anche ad un nonno, ad una nonna, se è giusto parlare di certe cose ai propri figli? Sono stato accusato di essere un pedagogista nero per questo, però in realtà è solo buonsenso. La Lega ha fermato l'ideologia gender e continuerà a farlo. Con noi al governo
né oggi né mai. Che ne pensate, gente? E stanno pensando e come? Li hai fatti sollevare, stanno arrivando tantissimi WhatsApp al 340-6709-659 che ti fanno i complimenti per queste battaglie, fanno i complimenti alla Lega, che è l'unica che porta avanti queste battaglie. C'è un po' di timidezza, c'è un po' di timidezza nel centrodestra su questo argomento. E anche su Devo altri. essere sincero. Senti, io non posso che ringraziarti per questa chiacchierata che ha instillato il dubbio a molti genitori e a molti nonni, visto che poi adesso tra poco si aprono proprio le iscrizioni per le scuole. Io ringrazio Rossano Sasso, deputato della Lega. Se volete saperne di più, basta cercare Rossano Sasso su Facebook e ne saltano fuori di segnalazioni. Grazie Rossano, buon lavoro. Grazie, buona giornata. Qui Parlamento. E qui la voce di Sammy Varin che vi dà ancora il buongiorno. Beh, ragazzi, è stata una bella chiacchierata. È stata veramente una bella chiacchierata e me ne accorgo dai vostri WhatsApp che arrivano. Persino le università trasformate in porcilaie umane. Destrutturazione dei cervelli per renderci schiavi di poteri perversi anti-umanità. Basta denari all'OMS, l'antigenere umano che ci usa come cavie delle case farmaceutiche, ci trasforma in schiavetti dei poteri autoelettisi, moderne divinità del male. Wow, wow, wow. A proposito di gender, fonte X, ecco chi sono le persone responsabili dei vigili del fuoco di Los Angeles, tutte lesbiche di nome Christine. Chiaramente io prendo le distanze da questi WhatsApp, ma che faccio anche? Vado avanti a leggerli, ma apro anche le linee. Dai, sono le 9:15. Oggi in programmazione particolare perché alle 9:30 arriverà il nostro direttore Sallusti con Parlando Liberamente, quindi la sua intervista del venerdì, mentre il suo editoriale Liberamente sarà posticipato un po' più tardi, ok? Vi aspetta alle 9:30 il nostro direttore. Io ho capito che i bonifici istantanei costano come quelli ordinari, non che sono gratuiti. Io mi aspetto che le banche aumenteranno a breve il costo dell'ordinario. Ecco, Fausto ci ha smontato tutti quanti. Sì, ma chi ha il bonifico invece è gratuito e ci sono conti correnti, soprattutto quelli online, che il bonifico è gratis. Dai, sentiamo un po' di vostre voci che mi mancate, che oggi devo parlare tanto. 0292947222. Chi vuole parlare con Sammy Varin, questo è il momento giusto. Pronto? Pronto? Uela. Ciao Sammy, sono Giuseppe. Ciao. No, volevo dire, io non è da oggi che me lo chiedono, è da parecchio tempo, come fanno quando vanno a votare, no? I cittadini a votarli ancora, quelli, insomma, quelli che propongono quelle cose lì infami, che non lo so, ma gridano vendetta al buon senso, a tutto quanto, ecco. Ciao. Grazie caro, l'importante è andare a votare ragazzi, perché in troppi ormai non vanno più a votare, si perde la fiducia e poi lo sapete chi va su, Lo sapete chi va su. 0292947222. Chi vuole parlare? C'è nessuno? Le linee sono libere. Lo so, quando succede così vuol dire che sono libere perché si sono ingorgate. Date una sturata, formate piano il numero, come si diceva un tempo. 0292947222. Se mi fate saltare il centralino, giuro che veramente l'abbiamo appena cambiato. Oro, incenso e mirra per la Meloni. Ma cosa vuol dire per lei una pace giusta per il suo amore, tra virgolette, Zelensky? Vedremo se sarà anche amica dell'Italia. No, soprattutto pensando al gas che Zelensky ci ha chiuso. Con tutte queste moine della Meloni con Zelensky, non vorrei che ci portasse la guerra in casa. Cosa è venuto a sapere Zelensky dalla Meloni? Che è riuscita a convincere Musk a dargli satelliti? Così andiamo avanti con la guerra, sempre più pericolosa per noi, perché se pensa che Putin si ritiri dai territori conquistati per fare la pace giusta, secondo me si sbaglia di grosso. Sammy, buongiorno. Discorso bellissimo e inquietante, quello del parlamentare della Lega Rossano Sasso, ma sono pienamente d'accordo. Per fortuna ho un figlio già grandissimo, quindi questi problemi non li ho. Nipoti non li ho.
E quindi per adesso glisso su questo argomento, ma dico solo una cosa: per fortuna che c'è la Lega, è l'unica che parla di realtà. Buona giornata da Beppe. E invece noi che i figli ce li abbiamo, quelli di Sammy Varin, Elia e Tabata, compiono 14 anni il 7 di febbraio. E sono argomentazioni da tenere d'occhio, ma anche se non avete figli. Chi c'è in linea? Pronto? Buongiorno signor Sammy Lisetta. Buongiorno. Allora io dico ci vorrebbe un Sammy Varin tutto il giorno. No, non dirlo che poi qualcuno ti prende in parola. Straordinario, signor Sammy. Vabbè dai, passiamo ad altro. Io non sento più però seriamente Gianni da Genova. E questo mi dispiace molto. Ha chiamato ieri, no, sì, c'è, allora, sta bene. Allora ero via, Ciao ero Gianni. in viaggio. Allora, senta una cosa, io volevo aggiungere questo sulla Lega. Io ascoltando la nostra radio mi sono accorta di non essere sola, signor Sammy. Ci sono migliaia di persone che hanno la mia malattia, se così si può chiamare, mettiamolo tra parentesi. Vivono per la Lega. La Lega è una malattia che ti prende come ha preso me e non ti lascia mai da sola. Anche persone che dicono di essere staccate dalla Lega in realtà non lo sono rimasti sempre leghisti nel cuore. Penso che nessun partito entri nel cuore come la Lega. La Lega è solo questione di cuore, secondo me, e il mio cuore sarà sempre per la Lega, costi quello che costi. Io la saluto e buona giornata, signor Sammy. Grazie di queste buone parole. Chiaramente, signori, e questo vale soprattutto per le prossime elezioni, quando mai ci saranno in Veneto, ne succederanno delle belle, perché non vogliono che Zaia faccia ancora il capo della regione Veneto. Cosa farà Zaia? Stiamo parlando di un pezzo grosso, importantissimo, ma soprattutto di quelli che piacciono non soltanto ai leghisti celoduristi, non soltanto al centrodestra. Che farà Zaia? 0292947222. Sono Pasquale, ma i sindacati che continuano a fare scioperi non si ricordano che anni fa sono stati a togliere la scala mobile. Pronto? Pronto Sammy? Quella. Buongiorno. Ciao. Sono Davis, chiamo dalla Spagna, anche se sapete sono di Milano. Piacere. Piacere, no, ci siamo già sentiti tante volte. Vorrei dire un paio di cose, tornando sui fatti di Capodanno, che non ha detto nessuno e dove hanno detto questi musulmani Allahu Akbar davanti alla Madonnina, davanti a una cattedrale, che questo nessuno ha sottolineato, cioè davanti a un luogo di culto dei cristiani è veramente gravissimo, spero non si ripeta più. E poi ancora con sta storia di Rami, poverino, però ragazzi, qua bisogna ribadire, perché adesso vogliono incolpare anche di omicidio il carabiniere, bisogna ribadire che chi salta un posto di blocco verrà inseguito ancora. Verrà inseguito, che lo sappiano, verrà inseguito e speronato, è giusto, è così. È inutile che questi cercano di incolpare la polizia e i carabinieri, se no allora facciamo niente, non li facciamo i posti di blocco, non controlliamo nessuno, tanto li puoi saltare perché non ti possono seguire. Ma dove siamo? Grazie bene, caro. dai. Ricordiamo che molto spesso ai posti di blocco si trovano anche i terroristi, signori. Vi ricordate a Sesto San Giovanni alla stazione un po' di anni fa chi trovarono? Cucù! Non è solo il Forza Italiota ad avere tradito, pure gli italiani leghisti hanno tradito appoggiando l'Italico Stato. È il secessionista Luca da Brescia. 0292947222. Chi vuole parlare in diretta ora lo può fare. Ok, Matosi, ma il fratellastro De Caro vi va bene? I centralisti romanocentrici vi vanno bene? No, non ci va bene niente, guarda, oggi siamo arrabbiati neri. Buongiorno Sammy, a Salvini suggerirei di non dare il fianco alla sinistra sul terzo mandato, loro non aspettano altro per dividere la coalizione, chiediamo piuttosto l'adeguamento alle osservazioni della Corte e approviamo in fretta la legge sull'autonomia regionale. Per il Veneto vedrai bene marcato, con lui potremo vincere anche correndo da soli. E poi ancora a Pavia, qualche casco
per quanto concerne gli amici grillini che girano coi monopattini. Qualche casco si vede anche se tra i vigili e municipio c'è qualche discrepanza dopo il ritiro del taser. Fatemi sapere quanti caschi vedete sui monopattini. 0292947222. Io poi glielo dico a Salvini. Pronto? Buongiorno Sammy, sono io Antonella, buongiorno. Prego. Sta bruciando Sodoma e Gomorra, sta bruciando e volevo appunto segnalare che nel fuoco della Geenna stanno andando tutti questi pedopluto-satanisti che lavorano di Hollywood, questi attori, cantanti, star VIP di Hollywood, stanno bruciando. E facciamoci qualche domanda: chi sarà stato? Come mai il vento che è cambiato e che sta cambiando ogni giorno succede qualcosa? Allora Sammy, grazie per quello che tu, per il passaggio di prima del parlamentare sicuramente, ma tanti saltano sul carro del vincitore adesso. Io ho il dubbio che verrà, come dico da tanto, buttato via bambino e acqua sporca, per cui stiamo veramente attenti, cioè devono stare veramente attenti. Ma la cosa bella è che davvero ogni giorno ne vedremo. Stiamo vivendo un periodo fantastico, Sammy, perché oggi brucia Sodoma e Gomorra. Se solo questi argomenti li avessimo trattati un anno o due anni fa, ci avrebbero fatto il TSO, ok? L'argomento che hai trattato tu prima, eccetera, eccetera, ci avrebbero incolpato, ci avrebbero fatto il TSO. Se avessimo parlato di satanisti, di pedopornografia, di bambini, di traffico di bimbetti, eccetera. Adesso è tutto sdoganato. Grazie Presidente, grazie. Ciao Sammy, Grazie. Arrivederci. Candidare Tosi vuol dire fare incazzare la Lega e perdere il Veneto. Forse Forza Italia vuole fare cadere il governo o gioca solo a chi ce l'ha più lungo? 0292947222. Non abbiamo peli sulla lingua, ci chiamiamo Radio Libertà. Pronto? Caduto, questo è svenuto addirittura. Un'altra, dai, prendila e io ti mando anche quest'altro WhatsApp. Togliamo polizia e carabinieri da tutte le scorte, mettiamoli dove servono davvero, ci scrive Antonia. E naturalmente, qualunque sia il vostro pensiero, 340-6709-659, inviatelo, che io poi questi WhatsApp li leggo anche nel corso della mattinata, lo sapete, torno alle ore 11. Un'altra telefonata. Pronto? Pronto, sono io? Ciao, sei tu. Ciao Sammy, sono Emilio. Senti, a proposito dei transgender, io ne avevo parlato già, nella Chiesa se ne parla proprio, non se ne parla. Io qualche anno fa avevo parlato con un prete e mi diceva appunto che io ne parlo, però gli stessi miei compagni poi mi prendono addirittura in giro. Come vedi, c'è proprio una cosa che davvero io la trovo una cosa proprio fuori luogo, perché il primo posto, che visto che si parla tanto della famiglia, della Sacra Famiglia, ma qui proprio sono addirittura, non lo so. Grazie Sammy, grazie a voi che scegliete una radio come la nostra che ancora ne parla. Condivido anche le virgole, ciò che ha detto Rossano Sasso. Se vi lo siete perso, tra pochissimo sul sito radiolibertà.net trovate il podcast. L'ultima telefonata. Pronto? Ciao. Sì, pronto? Ciao, sei in linea, buongiorno. Ah sì, grazie caro, sono nel traffico ovviamente con l'IVA voce, di lì non ci piove, ma pensavo una cosa quando sono Albino, una mia considerazione, ma fino a prova contraria, chi è che vota? Il partito o il popolo? Quindi se io ad un certo punto come popolo voglio scegliermi Zaia come governatore, perché mi devono imporre un altro? E questo che trovo, allora praticamente il voto popolare non vale un beato tubo di niente. Qui sono i partiti che decidono, fanno i cavoli sporchi loro, mettono la mangiatoia e si buttano tutti dentro. Grazie caro, torneremo sull'argomento, ma io devo chiudere perché sta per arrivare il nostro direttore Sallusti con Parlando Liberamente. Grazie per il gentile ascolto, io torno questa mattina alle 11.
Avete ascoltato la rassegna stampa.